Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Bentornati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Chuck in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema in Sardegna, in compagnia di Marinella Frau, Luca Lubina e alla regia Priamo Meloni. Ogni settimana ospiteremo un regista, un attore, un'attrice che hanno lavorato in Sardegna, che lavorano in Sardegna, per raccontarci un po' quello che sono le loro esperienze e quelli che saranno i loro progetti futuri. Adesso anche in radiovisione, quindi potrete rivedere il podcast e riascoltare il podcast tutte le volte che volete nel nostro sito unicaradio.it. Oggi con noi ospite Marco Oppo. Ciao. Ciao Marco. Benvenuto Marco. Benvenuto. Grazie per avermi invitato e per l'ospitalità. È un piacere. Grazie mille. Ciao Marco. Ciao. Ho letto di Goodbye Mai, il Goodbye tuo Mai. film Sì. di esordio alla regia, il tuo lungometraggio. Lungometraggio di esordio. Lungometraggio Sì. di esordio alla regia. Sì, Questo titolo mi incuriosisce, quindi come prima domanda, Goodbye Mai. il perché. Cosa Perché? significa? Cosa significa? Cosa vuol dire? Allora, in realtà vuol dire tante cose. Io ti dico come lo intendo io e cosa può voler dire in realtà. Goodbye in inglese può voler dire sia arrivederci che addio. Nell'accezione che ho voluto dare io, un gioco di parole, tra l'altro preso dal titolo di una canzone di Franco Fanigliulo, che è un artista, cantautore scomparso da una trentina d'anni, secondo me molto sottovalutato, in realtà molto bravo, però lui non aveva dato quell'accezione quel significato al brano. Nel mio caso appunto è un addio mai. Racconto di una storia di un bambino che è stato colpito da un tumore molto grave, un bambino sardo di Villa Simius, è stato colpito da un tumore molto grave, molto aggressivo, e racconto di come, questo evento tragico trasformi completamente le esistenze dei genitori, racconto della mamma, dei genitori di chi gli sta attorno, e quindi come praticamente vengono scombinati, trasformati e sconvolti tutti gli equilibri che già sono precari, gli equilibri familiari, sociali, relazionali, e in questo caso chiaramente viene completamente stravolto tutto e niente, quindi viene raccontata tutta un po' la storia di come chiaramente la mamma, parliamo, poi chiaramente è una storia universale, ovviamente una storia, io Ma racconto, si riferisce è a liberamente una storia ispirato a una storia vera. vera. Ecco, questo volevo sapere, è ispirato ad una storia A vera. una storia vera di persone che io conosco anche molto bene, quindi è liberamente ispirato a una storia vera e chiaramente può rappresentare chiaramente che è una storia universale, perché poi non sarà l'unica storia, è la storia chiaramente che traina tutta la narrazione del film, ma non sarà l'unica storia su questa tematica che c'è all'interno del film. Stavo dicendo, scusami, che mi hai detto una domanda. Ti ho fatto una domanda, stavi dicendo che dentro questa storia c'erano sì, altre storie, ci sono altre storie, altre... esatto, è ispirato a una storia vera, nata come idea dicembre 2021, se non sbaglio. In realtà è nata molto prima per me, però ufficialmente il momento in cui ho chiesto alla mamma di Lorenzo, il bambino di cui stiamo parlando, alla mamma di Lorenzo l'autorizzazione a poter realizzare questo lavoro, ricordo bene, credo, se non sbaglio, era il 31 dicembre 2021. E ti sei messo a scrivere? Mi ero messo a scrivere da prima. Quindi una sceneggiatura scritta da te. Sceneggiatura scritta da me, che probabilmente, per come sono fatto io, fino a che non giro verrà stravolta, aggiustata, E anche se chiaramente giri, anche quando giro, anche se chiaramente la storia è quella, Certo. la storia è quella, la struttura è quella, però ovviamente proprio la mia inclinazione tendo sempre a cercare di aggiustare e modificare, perché non trovo mai probabilmente la soddisfazione giusta e definitiva in un lavoro. E quello alla fine, lo stop si dà nel momento in cui
cui si inizia a girare. Esatto. Perché se no poi si continua, tu lo sai bene, Esatto, molto bene, sì. se no poi si continua, Quella definitiva sarà il momento in si cui ci continua sarà il a primo scrivere, Chuck. a scrivere, a scrivere. Ma la E anche definitiva durante, sarà, la e anche definitiva sarà in durante. montaggio probabilmente. Esatto. Dicevo comunque, partendo dalla prima domanda, scusa, ecco quello che dicevo prima, partendo dalla prima domanda, il significato che gli ho dato io a Dio mai, perché quello che ho potuto vivere, chiaramente indirettamente, con questa storia è che poi alla fine, qualsiasi sia, diciamo, l'epilogo finale, che sia che le cose non vadano bene o vadano bene, non si riesce mai un genitore non è in grado mai di dire addio. di dire addio, di dire un addio, e quindi si continua a vivere e far vivere i propri figli in maniera conforme, in maniere diverse. E niente, ogni volta che parlo, poi adesso parliamo di altro magari, ogni volta che parlo di Goodbye Mai ho un, diciamo, chiaramente C'è un coinvolgimento personale. L'emozione è ancora viva, diciamo. un coinvolgimento è costante, un coinvolgimento emotivo estremamente forte, e quindi Siamo sicuri che sarà un film molto sentito, adesso stiamo facendo dei casting, abbiamo già fatto dei casting l'anno scorso a Villa Simius, stiamo facendo dei casting nazionali in realtà per alcune figure in particolare, e niente, siamo in procinto anche di fare altri casting, Bene. locali. Questo è il tuo primo, abbiamo detto, lavoro Come lungometraggio, regista? come regista e lungometraggio, Come sì. regista, però tu Per- hai insomma alle spalle varie attività, come anche aiuto regia, come aiuto regia, come produzione, quindi raccontaci un po'. Sì, ho lavorato a tanti progetti, tanti film. Anche con Coda, se non mi sbaglio. Con Giovanni Coda ho lavorato a 4 lungometraggi, tra aiuto regia, produzione e direzione casting in particolare. A 4 lungometraggi e un cortometraggio. Ho lavorato come aiuto regista di Salvatore Mereu, ho lavorato come aiuto regista di Enrico Pau, di Andrea Lotta. Ah. Sì, con Andrea Lotta. Andrea Lotta un po' di tempo fa. Con Andrea Lotta, un documentario, Ulysses, nel 2000, orientativamente, non ricordo la data precisa, potrebbe essere un 2014, 2015. Perché adesso Andrea non sta facendo più. Andrea adesso lavora all'università. All'università, no, però sta montando in realtà, per esempio alcuni lavori che poi sono realizzati all'interno di produzione multimediale dell'università, poi molti sono montati da Andrea. Come montatore, sì, sì. Dico come regista, no, come regista no. Come regista no, assolutamente. No, mi riferivo all'attività. Ok, no. No, come montaggio sì, lo so. sì. Comunque ho lavorato veramente con un'infinità di persone, di queste, e poi ho lavorato con tanti stranieri, perché molti di questi film sono delle coproduzioni straniere, quindi mi è capitato di lavorare anche chiaramente con attori, produttori, attrici e registi statunitensi, inglesi e francesi. Qual è il lavoro a cui sei più affezionato? È una domanda oggettivamente molto molto difficile. Non lo so, ti dico la verità, non lo so. Sono affezionato a tanti. Sono affezionato a tanti lavori, perché credo che poi alla fine ogni lavoro ti dia comunque qualcosa per crescere, per formarti di importante. Quindi sono affezionato a tanti. Ho lavorato con registi che lavorano in maniera completamente diversa l'uno dall'altro. Ho lavorato a film completamente diversi l'uno dall'altro, e forse sono molto affezionato a alcuni lavori, perché io sono anche regista di videoclip. Paradossalmente, oltre a questi lungometraggi che hanno fatto dei festival, tante cose, sono affezionato probabilmente anche a delle cose magari più piccole, che però magari hanno ottenuto anche magari dei buoni risultati. Per esempio? Per esempio ho diretto il videoclip dell'inno di Feudalesimo e Libertà, che è un videoclip che ha milioni, diciamo, di visualizzazioni, insomma, ha avuto un grande giro, a Luca Comics viene regolarmente proiettato, eccetera, eccetera, dei Nano War Steel, che sono, diciamo, una sorta di Elio e le storie tese in versione metal. Sono un gruppo romano che ormai fa tour in tutto il mondo.
sono molto contento per loro. Perché e dico, quello in realtà non è che ci sono affezionato, probabilmente è uno dei set in cui mi sono divertito di più. E tra l'altro avevamo, per essere un videoclip, avevamo una troupe, se poi vi capita di guardarlo, vedete i crediti, avevamo una troupe cinematografica, quindi numericamente cinematografica e anche di livello, perché molti di quella troupe, è un lavoro ormai di più di 10 anni fa, molti di quella troupe ormai lavorano a livelli molto alti nel cinema. Io credo che i videoclip siano delle cose più difficili da realizzare, perché è una sorta di cortometraggio che in 3 minuti A me piace, è un linguaggio che piace riuscire moltissimo, quello a dei dare- videoclip. Cioè, devi riuscire a raccontare, concentrare in quei 3 minuti tutto. A me piace moltissimo e tra l'altro anche di videoclip scrivo la sceneggiatura, quindi proprio perché mi piace tendenzialmente, in particolare per esempio in questo, ha una storia ed è un videoclip che ha una parte musicale e un'introduzione e una parte finale che sono in realtà cinematografiche. Il linguaggio videoclip mi piace molto, anche perché da ex musicista ho un po' questa inclinazione a vedere comunque, a trasformare tutto ciò che è suono In immagini. in immagini. Io adoravo di pomeriggio guardarmi MTV quando facevano i videoclip. certo, i videoclip. Io sono cresciuto quelli belli. con i videoclip, quando ero ragazzino e giocavo a fare il cinema. Eh. Per me era il massimo, appunto, MTV, a vedere tutti i videoclip e le cose immediate, i messaggi, diciamo, Arrivano. immediati, quelli che Sì, arrivano sì. subito ai videoclip, Ma prima facevano sono dei molto capolavori belli. assurdi. Assolutamente, Erano assolutamente. veramente dei minifilm. Si è perso pazzeschi. adesso? Si è un po' perso. Sì, forse si è un po' perso più che altro perché è cambiato il mondo, è cambiato completamente il mondo della comunicazione C'è da un questo altro tipo. prodotto, Ci certo. sono molte piattaforme, i videoclip ancora funzionano, però sono online. In TV, sì, probabilmente ci sono dei canali che li danno, immagino che sia Sì. DJ Television, non so, Radio DJ, Sì, RTL. che è un DJ sembra Television che faccia. ancora, io penso a quanto sono indietro. In realtà Radio DJ, RTL, eccetera, danno comunque i videoclip. Sì. I videoclip li trasmettono, però non, come dici tu, arrivano in maniera diversa. Senti Marco, una curiosità, Sì. ma per questo film Goodbye Mai, di cui sei regista, sceneggiatore, Sì. la troupe è sarda? La troupe, sì, è fondamentalmente tutta Cioè sarda. hai delle figure professionali, Sono sarde, ho delle tutte- figure professionali, diciamo che direttori di della riferimento. fotografia, tutti sardi? Sono tutti sardi. Potrebbe esserci qualche non sardo, magari adesso vediamo se magari dai casting viene fuori qualcuno non sardo, però diciamo che la parte tecnico-artistica, Ecco, tecnico-artistica mi interessava realizzativa, sì, è 100% sarda. Perché adesso c'è O in se non Sardegna. sono sardi, sono trapiantati in Sardegna. Trapiantati. Comunque no, mi chiedevo se c'era effettivamente la possibilità di lavorare con una troupe sarda in Sardegna adesso. C'è la possibilità. Cioè ci sono le figure Ci sono professionali delle figure, giuste, secondo me, bravissime, molto dico. molto brave, molto brave. Alcune magari che stanno saltando fuori, emergendo anche adesso, altre che sono invece consolidate e molto, molto capaci. E di questo insomma, dobbiamo, come dire, essere contenti, perché ci permette almeno, come dire, di lavorare a certi livelli. Beh, almeno anche quando un noi. film è prodotto qui, almeno si possono utilizzare delle figure professionali sarde, perché Sì, sappiamo anche se poi che a volte non succede, cioè quando molte arriva volte, una produzione diciamo, magari arrivano già con il pacchetto, no? diciamo che molte produzioni grosse arrivano col pacchetto già pronto e di sardo magari non c'è tantissimo dentro. Beh, le location, che Briciole. quelle- A parte le location, ma le location servono per ottenere certo, i finanziamenti. le location e mettere un pochino di sardità servono per ottenere i contributi. Certo, per poter accedere a No, quei non è una contributi. critica, nel senso è chiaro, è giusto, cioè nel senso la legge quello prevede per l'ottenimento dei contributi, quindi è anche giusto che sia così. Tu cosa modificheresti di questa? Della legge Sì. del cinema. Forse darei un pochino leggermente, ma non dico togliere il valore identitario, perché chiaramente non ha senso, non avrebbe senso. Però forse la renderei un pochino più aperta, meno rigida e sul valore dell'identità forse un pochino meno discrezionale. Solo quello, credo che se ne potrebbero avvantaggiare tanti, anche magari
tanti giovani, fermo restando che è una legge che è assolutamente indispensabile. Beh, quella che ha permesso di sviluppare anche qui il Esatto. cinema che No, prima... ma infatti ci sono quelli, ci sono gli estremisti che dicono assolutamente va stravolte. No, in realtà no, va semplicemente, come dire, puntellata. Sì, andrebbero ridefinite probabilmente. Limata, e andrebbero ridefinite alcune cose per come è cambiato un po' il mondo produttivo e per come, insomma, in realtà poi è cambiato anche quello che noi raccontiamo, è cambiato il mondo, Certo. quindi quello che raccontiamo sì, delle cose chiaramente che sono identitarie, ma Anche molte volte, no. ma in realtà sono universali. appunto, anche no. Sono Identitarie nel quello senso voglio di dire. universali. Esatto, certo. sono universali, quindi poi è molto difficile anche trovare, per dire, io non sarei in grado di scrivere neanche io potrei al massimo, come dire, posso dire quello che secondo me si potrebbe, un suggerimento posso dare, ma non mi arrogo minimamente No, era il diritto. No, ma è diciamo giusta, la domanda è giusta, è quello che ti ho detto appunto, limerei alcune cose, chiaramente non in maniera drastica. Maniera drastica sarebbe forse anche eccessivo e stupido e creerebbe molta più confusione. Invece magari limare delle cose su cui magari ci si è resi conto che nel tempo sono sorti dei problemi. Oppure che il tempo è cambiato anche. No, più che altro rendersi conto, quello che dicevo prima, il mondo, i tempi sono assolutamente cambiati. Che lavori ci sono online che possiamo vedere? Allora, online, sai che ti dico la verità, non lo so, perché la maggior parte dei lavori che abbiamo fatto sono usciti chiaramente al cinema, online, in piattaforme online, non lo so, perché poi diciamo che della parte distributiva io non mi occupo. Credo che su qualche piattaforma ci siano film di Giovanni Coda, alcuni film sicuramente ci sono su alcune piattaforme, non ricordo quali. YouTube ce l'ha? Qualcosa di Giovanni Coda? No, beh, sono solo i trailer. Film. Solo trailer? Sì, film assolutamente no. Ma io ho visto qualcosa Perché di ancora stiamo Giovanni. girando nei festival, per questo. Sì, è qualcosa credo che stia ancora girando nei festival, altri no, ormai hanno finito chiaramente il loro ciclo, anche perché è passato molto tempo, parliamo comunque di 5 lavori. Qual è il ciclo di un film secondo te? Il ciclo di un film è molto variabile, diciamo che dipende poi anche dalla produzione e dal regista. Sono quelle produzioni, quei registi che insistono molto sui festival, anche festival magari più piccolini, eccetera, eccetera, per cercare di tenere in vita Alta l'attenzione, eccetera, e per avere numericamente molti festival, che è comunque, come dire, un modo corretto anche per tenere in vita un film. Però alla fine, come dire, io credo che quello che conti è più che altro quanto come dire, un lavoro che fai arrivi lontano, ma il lontano non si intende lontano come distanza geografica, perché lontano come distanza geografica non ci vuole tanto, scrivi a 1000 festival e numericamente per forza prima o poi qualcuno te lo prende. Chiappi, certo. Lo prende, anche se sia che abbia fatto un capolavoro, sia che abbia fatto un film magari che non è uscito magari molto bene. Credo che sia appunto quanto arrivi lontano comunicativamente, in generale, quindi non tanto che se arriviamo agli Stati Uniti, eccetera, che bene o male ci siamo arrivati in tanti e più o meno tutti. Sì. Tornando a prima, quello che mi hai detto dove si possono vedere, non saprei, forse i lavori che ho fatto con Salvatore Mereu e Enrico Pau qualcosa ci potrebbe anche essere, perché sono di un po' di tempo fa. Salvatore Mereu cosa avevi fatto? Un cortometraggio che si chiama La vita adesso. La vita adesso. La vita adesso è un lavoro che racconta di un genitore che è malato di Alzheimer e in pratica diciamo che si invertono i ruoli col figlio, e il figlio piccolo diventa il genitore. È questo. Mentre con Enrico Pau ho lavorato a livello documentaristico, un documentario che raccontava l'anniversario, è stato girato durante l'anniversario dei bombardamenti a Cagliari. A Cagliari, sì.
Mentre due l'ultimo due documentario di destini. Pau, no, quello sull'incendio Non ci ho nella lavorato, ma foresta- l'ho proiettato al festival che dirigo io, quindi come fuori concorso. il nome del festival? Moonarts Film Festival Munart Quartu? a Quartu. Sì, Quarto sì. che è biennale, giusto? Esce Il festival? ogni 2 anni. se No, non è sbaglio. annuale. No, no, ok, ormai è annuale. Le date Per quest'anno? me è annuale. Le date quest'anno non ci sono ancora, però tendenzialmente il festival, Moonarts Film Festival, di cui tra l'altro possiamo dire Sì, giurato, possiamo dirlo. giurato Possiamo nell'ultima dirlo. edizione è stato Luca. Certo, ho visto che Luca fa- Giurato. Luca Giurato. Adesso ti Eh, tocca parlare tutto. Ho visto che hai dedicato il festival a Francesco Rico. 2 anni fa, sì. Ho fatto un festival che era dedicato a lui. Abbiamo fatto Grande una perdita bella, quella di Francesco. enorme. Enorme. Abbiamo fatto una bella serata con tanti. Purtroppo non sono potuta Tanti. venire, ci tenevo tantissimo. Io ho lavorato tantissimo con lui, Ah, ok. una persona splendida. Io ho lavorato con lui cioè proprio un lavoro che abbiamo, in cui ci sono anche io con lui, poi io l'ho visto a teatro, da tante cose. Però dico, ho lavorato con lui perché lui fa la voce fuori campo in Ulysses di Andrea Lotta. Quindi lui era vabbè, un personaggio È straordinario e probabilmente uno degli artisti, appunto come dicevamo prima, quelli trapiantati Certo. qua. Beh, era sardo Francesco alla fine. Era fondamentalmente diventato ormai sardo, chiaramente. Era sardo. Trapiantati qua di livello, credo di livello più alto. Raga, dalla regia ci interrompono, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato, però io ti volevo chiedere una cosa. Me la puoi chiedere anche Secondo tu. me è proprio la curiosità di tutti. Velocissimo, come sceglie Marco i suoi attori per il suo film? Ok. Questo lo vogliamo sapere. Allora, come sceglie Marco gli attori per il suo film? Allora, li sceglie in realtà in tanti modi. Sintetizzo. Un attore può essere scelto. A me capita, ho fatto direttore casting anche per altri film, quindi mi è capitato quindi di dover scegliere anche stranieri. Io in molti casi, chiaramente, ovviamente, scegli l'attore che sia adatto al ruolo che stai cercando, perché magari nella tua testa tu ti sei già fatto un'immagine di un personaggio. In certi casi l'attore che viene scelto non è un attore, nel senso tu scegli il personaggio, scegli una persona che corrisponde esattamente a quello che tu vuoi, hai in mente che vuoi che sia, e alla fine gli chiedi fondamentalmente di fare se stesso. Ed è una cosa che fanno molti registi, anche prima parlavamo di Salvatore Mereu. Salvatore Mereu molte volte ha chiamato attori anche fermandoli in strada perché corrispondevano, Certo. a quello che lui aveva in testa. Attori, io li chiamo attori, in realtà ha fermato persone che fanno altro nella vita e gli ha fatto fare gli attori. Anche Bellas Mariposa, ci sono alcune persone, ci sono attori e ci sono altri che in realtà Quindi tu scegli sulla base dell'idea che ti sei fatto del in testa. personaggio. Sì, a me capita anche e durante poi- i casting di alcuni che si presentano magari non come attore, come comparsa. Vedo che magari nel film c'è una parte particolare e gli faccio fare una determinata parte, magari che sia magari anche un ruolo secondario, e gli faccio fare delle battute, magari cercando anche proprio di farlo entrare nel personaggio, gli faccio fare delle battute e per vedere quanto possa funzionare, ma poi me ne riguardo in caso uno poi viene richiamato più avanti, perché le produzioni dei film sono molto lente. Posso dire un'ultimissima cosa? Ultimissima e 10 Velocissima, secondi. 10 secondi. Il film viene girato a Villa Simius, viene realizzato a Villa Simius per tanti motivi. Uno, perché per me Villa Simius è un posto molto importante della mia vita, eccetera, ma il motivo principale è che Lorenzo e la mamma erano di Villa Simius. E quindi, come dire, è giusto che sia girato lì, ed è un progetto molto più complesso che riguarda anche la formazione e il coinvolgimento della cittadinanza. All'interno del film ci sarà una residenza artistica per i giovani di Villa Simius, Bello. che quindi avranno la possibilità di lavorare all'interno del set e aiutare affiancando i professionisti. Beh, bellissima esperienza. Ed è una cosa a cui tengo molto. E poi sarà il coinvolgimento dei cittadini di Villa Simius. Alcuni verranno selezionati proprio per dei ruoli tecnici e artistici, secondo chiaramente la loro professionalità, verranno scelti proprio a Villa Simius. Quello che mi dicevi, perché sardi? No, verranno scelti proprio lì. Quindi
A Sì. Villa Simius, certo. Però chiaramente i capi reparto, eccetera, eccetera, tendenzialmente la troupe abbiamo quella. Però viene, come dire, completata con questi ragazzi di Villa Simius che fanno questa residenza artistica e questa parte formativa e anche a livello sociale molto importante, perché i giovani nei piccoli comuni hanno necessità di, Certo, di poter- fare altro altro. per evitare anche Certo. altre strade. Sicuramente. E poi potrà servire anche in futuro, perché magari poi salta fuori. E poi uno può sperimentare, scoprire che la sua Scoprire che passione. magari, esatto, quello. E poi è importante coinvolgere la cittadinanza e farla diventare parte attiva del film, perché se tu un film lo giri in un comune del genere, il comune stesso diventa il protagonista. È il luogo che, oltre al film, è per i nostri personaggi che è protagonista, in questo caso, del film. E quindi Villa Simius sarà E poi assolutamente... una location, cavolo, Beh, è certo. fantastica. È fantastica e serve per creare tutti i nostri mondi fantastici che il bambino immagina nella sua malattia, per cercare Di uscire. di uscire, di, come dire, di viverla in maniera diversa con l'aiuto della mamma. Chiudo qua. Avrei Grazie, voluto Marco. dire miliardi di cose. Grazie, Marco. Non c'è... non sapevo. Abbiamo Beh, ma sforato di torni. brutto. Allora, dopo che il film è uscito, ci vediamo Assolutamente qua. sì, riavremo Sì. di nuovo Marco, ci facciamo altri 50-60 minuti di Minuti di chiacchierata. Grazie ancora, in bocca al lupo. Grazie a Marco, voi, grazie di cuore. Arrivederci. Amici, ci vediamo Grazie. martedì prossimo, come sempre alle 20 su unicaradio.it. Grazie.